Buondì, siamo qua su un soldo out per l'Istituto Ladin della Dolomites al programma Intra la nostra dente. Descorom delle regole che l'organizzazione dei terreni che le sempre state qua in soldo e che è tanto importante per la comunità e per la nostra identità, e descorom con i due marighi che ha ricostituito due regole qua su un soldo out, al Sant'Eral e il Sergio Balestra. No, corrette 10 anni per poterle ricostruire, insomma. L'estate, cominciato nel 97, subito dopo la legge regionale, è stato fatto un primo comitato con Don Floriano e con Roberto Cordella, e dopo sono state altre 18 persone, si cominciato a mettere insieme il statuto, a mettere insieme l'elenco dei beni, e dopo è stata fatta il discorso degli aventi diritto, è stato ricostruito praticamente dal 1800 fino ad adesso la successione di tutti gli aventi diritto, insomma. E come adesso che le partite e che le tornate istituì, è lo difficile mantenere sto tipo di organizzazione? È lo facile? Com'è la situazione? E ancora, diciamo, non sono ancora a regime come si suol dire, insomma. Se cerca di fare un fiala meglio, diciamo, non è difficile, però tanti problemi di burocrazia, perché in Bastile, come aveva una società nuova, ed occorre una serie di documenti, soprattutto fiscali e roba del genere, che ti fa lavorare abbastanza, insomma, ecco. E Sergio, voi magari volevano dire se vi pare che la gente la sente il bisogno di queste regole, o se è una roba che è completamente passata? No, la gente la aderì volentieri alla ricostituzione e la partecipa sempre alle assemblee per il 70% di aventi diritto. E certo lei da sapere a gestire come diciamo, tutte le burocrazie, con tutti gli accorgimenti che occorrono, e che in parte riguardo alla regola del Maresone, in parte si riuscì e in parte no, insomma è una sciantità per dire, no? Adesso però andando avanti si capisce, si impara e si fa in maniera meglio, insomma, ecco. E come pensavo che pure di innanzi col tempo le regole saranno estese in tenuta soldo, alle da essere ricostituite in dappertutto? Sì, mi auguro che adesso riesce Forno a si incanalare bene, a si organizzare e le fa, perché dopo l'idea è quella di fare una comunanza di regole a livello di valle, che anche le intenzioni delle altre valli limitrofe di unire tutte le forze, in modo che dopo si acquista un'identità più marcata, più definita. E nel frattempo la consulta adesso delle regole veneta e nazionale, che sta pensando che dà un'identità reale alle regole, perché adesso le hanno né carne né pesce, no? Le private ma non del tutto, non le pubbliche. Quindi può essere importante soprattutto per noi. Una linea, magari modificando anche la legge regionale del 96, 26 del 96, per avere un'identità più precisa, no? Perché che ne riguarda noi qua direttamente, mi metto in mezzo a questa realtà delle regole, osservando avanti, perché fra una decina, 15 anni i paesi saranno svuotati così praticamente, non resta pochissimi giovani, noi siamo vecchi canuti ormai e diventai, e la sono sti fioi come, diciamo, chi che vende a re,
E se cata foresti a casa sua, no? Le regole le serve per mantenere l'identità delle persone e specialmente le nostre qua, no? Il discorso lì per poter conservare alla gente del posto la possibilità di dire la sua sul suo territorio. Insomma. Se la gente non continua a essere interessata al proprio territorio va a finire che lo perde. Vi ringrazio di discorrere con noi e sperando che pure di sempre meglio sta organizzazione delle regole, vi saluto e vi ringrazio. Sono Saicoi col Don Florian Pellegrini per discorrere insieme della storia delle regole e volevo domandare in quanto scominciò a essere questa organizzazione dei terreni qua dalle nostre bande? Fin da quando è nato il paese. Ora noi di Soldo sono che esiste dal 1185, era già una parrocchia. I paesi saranno nati dunque 100-200 anni prima. E il paese voleva dire già regola, nel senso che chi che è venuto ad abitare qua ha ricevuto il permesso del vescovo o di chi che era padrone del terreno. Questo permesso lo chiamava investitura e quindi diciamo così che la regola, ossia i padroni del terreno, esiste fin da quella volta. Dopo la regola la si anche sviluppata, prima era soltanto una famiglia, dopo 2, 3, 4, prima era un maso, qua sai coi ad esempio era 3 famiglie, 3 masi. Quando che un una carta del 1398 che dice la regola dei coi o dai coi, allora siamo sicuri che già questi 3 masi si avevano messo insieme a una meglio. E io ho formato questa associazione tra di loro, questa unione, dopo c'è posto il nome regola, la che ne aveva anche altre, il nome regola è che la U più fortuna. Mi qua vi mostro anche una carta, cioè un registro delle regole proprio qua di San Nicolò. Qua si vede una scritta del 1699, quindi della fine del 600. Gli ancora tutte da liede da studiare, chissà quante belle robe che sono fuori per il nostro paese. La regola come unione della gente è sempre stata. E l'aveva anche questo scritto che diceva prima, che è un permesso del potere di che la ota, al vescovo era anche a conte, quando che lui ha dato questa carta all'investitura, la gente è diventata parona di questi boschi che vedono qua dintorno, anche dell'Aiva che scorre in ti boschi, in Telemonte, aveva tutti i diritti, non soltanto privati, ma anche collettivi. Quindi è sempre stata una roba di tutta della comunità, diciamo. Quando che si dice regola, si dice comunità. Mi è sempre una passione delle regole perché proprio mi interessava da una mano ai paesi, cioè con una parola moderna la comunità. Ma noi non si diceva comunità, si diceva regola, che è la stessa roba. Ecco il primo libro che è stato scritto sulle regole del soldo nel 1988. Dopo hai scritto questo libro proprio sulle regole del soldo out, l'anno dopo, nell'89. Dopo si è fatto questo che riguarda tutto il Veneto e da ultimo è questo libro che riguarda tutte e 10 le regole del soldo. Finalmente insomma anche quelle dal FOR e s'accattà le carte della Serenissima di Venezia che appunto ha concesso l'investitura anche a ella, cioè la proprietà di questo monte
confermando l'investitura che l'aveva dato prima i vescovi. Va bene, allora vi ringrazio da nuovo e vi saluto. Grazie. Sani, ciao.